Lezioni di chantoseria. Ciao, sono Elena Vittoria e ti racconterò delle chantose napoletane. Se ti va, lascia un segui, grazie. Dite la verità, anche a voi è capitato almeno una volta di pensare: quella la chantosa è veramente una... Non dovete partire prevenuti. Quella poi non è manco colpa vostra, perché spesso vedere una donna che indossa dei bei vestiti, bei corpetti, sta tutte cosciafora, può innescare un meccanismo superficiale che... no! Infatti in questa puntata, per aiutarvi a rimuovere tutti i pregiudizi, vi parlerò di una donna straordinaria che ha iniziato la sua carriera come chantosa e addirittura viene definita la nonna delle femministe. Sto parlando di Ria Rosa! All'anagrafe, segnata come Maria Rosaria Liberti, nasce nel cuore dei quartieri spagnoli il 2 settembre 1899. A soli 16 anni debutta alla Sala Umberto e diventa una delle interpreti più richieste della famosissima Piedigrotta. La svolta della sua carriera arriva a soli 23 anni nel 1922, quando Ria Rosa giunge per la prima volta negli Stati Uniti d'America. Oh, fidanzato mio non è moderno, lo piace l'800. A me mi piace invece il 900. E tutti i giorni ma tanto sta, sto vestito scolacciato. Sta spaccato non mi va, con russetta, sigaretta, i calzoni alla maschietta, niente che stavo a vedere, che lo possino ammazzare. Per ritornare a quella che era la smentita principale, come chantosa, Ria Rosa si identifica nel ruolo di femminista per eccellenza. Infatti un certo nucleo di canzoni può considerarsi anticipatore del femminismo, sia per i contenuti provocatori, sia per l'interpretazione ironica. I brani interpretati da Ria Rosa raccontavano nei versi e già nei titoli l'idea di una donna fiera, libera, indipendente e per niente sottomessa. Per citare qualche titolo: fresca fresca, sto cazzono che tiene a fare, non so dolce, so feroce, non mi seccare. Aperta e chiusa parentesi, è inutile che ci vogliamo illudere, perché noi donne oggi nel 2024 continuiamo a lottare per avere la vera emancipazione, e poi spesso ci è proprio negata dalle donne. Quindi immaginatevi quanto questa donna poteva essere avanti e quanto è potuta essere d'esempio alle giovani donne dell'epoca. Volete sta sempre fresca, sola, una persona si consola, così basta che sola si guadagna la salute. Che piacere, che godere, come bella respirare l'aria dolce del mio mare. Inoltre questa straordinaria donna era un'artista che non temeva lo scandalo. Si schierò a favore di Sacco e Vanzetti cantando una canzone dal titolo A seggia elettrica, ed era solita prendere le parti delle ragazze man, che all'epoca erano viste come reiette, sole e abbandonate, interpretando numerosi brani che ne raccontavano i loro drammi. Inoltre Ria Rosa è stata proprio la atipica chantosa dei café chantant. Non ha mai avuto paura di denunciare l'egemonia del patriarcato, le molestie e i soprusi, attraverso i testi rivoluzionari delle sue canzoni. Insomma, è stata femminista prima ancora che il termine femminismo fosse coniato. Che ti è? Con sua voce, cocorosa, di come fosse fino, lo spedisco ai pellegrini. Io all'anima me la palla, e sento subito, fanno la palla. Ria Rosa morirà a New York nel 1988. E allora, da questa lezione di chantoseria, mi auguro che abbiate imparato che la chantosa napoletana non è solo un personaggio importante della nostra tradizione culturale, teatrale, musicale, ma è stata anche una figura molto importante che ha dato modo e coraggio alle donne dell'epoca di poter essere se stesse, libere e senza vincoli di pregiudizi. E soprattutto, dalla parte delle donne. E mi raccomando, quando vedete un po' di giarrettiera, un po' di merlettino, un po' di piume brillantine, siate consapevoli che quella chantosa ancora oggi sta lottando per voi. Lezioni di chantoseria termina qui. Se ti va di sostenermi, metti un segui, lascia un like. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao!